Eder. Mac. Pallister. Della struttura a San Giovanni non ci sono né mappe, né rilievi, nei pressi della chiesa. Sono però visibili due funghi metallici per l'aria e una porta saldata, anch'essa metallica, ricoperta dalla vegetazione, che dà accesso all'altra cisterna. Da un foro sono riuscito a vedere una scala, una stanza con grandi vetrate e un pozzetto con le valvole di manovra, non sappiamo altro. Non c'è nessuna traccia negli archivi. È come se fosse un edificio fantasma. I lavori di recupero sono iniziati nel 2019, ma per vedere la loro fine dovremo aspettare ancora qualche anno. Tra perlustrazioni, ipotesi e ricerche, la Società Adriatica di Speleologia sta restituendo, ancora una volta, un pezzo di storia di una Trieste dimenticata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.